Buonasera amici. Quest'anno abbiamo cambiato un poco perché abitualmente ogni anno io faccio questo mio messaggio a tutti gli amici che mi vogliono bene, tutti gli appassionati della canzone classica napoletana e non classica. Insomma, quest'anno abbiamo fatto questa diretta proprio per avere il contatto con voi e stare un po' insieme, anche se sono i santi, i defunti, praticamente è un giorno molto triste per la verità. Però in questo giorno triste, come dice Dodò, sono nato io. Sono nato io il 2 novembre e chiaramente adesso ho fatto esattamente 75 anni. E che dire? Dire sempre grazie a tutti quanti voi perché attraverso questo nostro sito voi mandate delle belle parole a Mario Trevi che sono io e vorrei anche ringraziare a mio nipote Salvatore Architravo che sarebbe poi un grande genio se me lo permettete perché si fa un po' capace di tutto e logicamente lui mi ha suggerito nonno ma perché non facciamo una cosa? Facciamo una diretta come fanno anche gli altri e perché no? Ed eccoci qua. Perciò io aspetto un vostro messaggio, quello che mi volete chiedere, che volete dire, non so. E che cosa dire? I progetti del mio lavoro, io sono sempre quello lì che mi piace stare in lotta, lottare contro tutti quanti perché la canzone napoletana ha veramente una grande spada da poter combattere anche con il diavolo, se vogliamo. E io faccio parte di questa storia, di questa canzone che è la canzone napoletana e mi piace stare sempre in mezzo. Mi piace essere mamma mia, ma questa a 100 anni vuole ancora cantare. E perché no? Se Dio vuole, così sia. Nel frattempo stanno arrivando già i saluti, gli Io adesso auguri. qui diciamo come speaker Eh, di questa trasmissione, se così la vogliamo chiamare, mio nipote. Perciò voi qualunque cosa mi chiedete, verrà scritto lì sopra e lui praticamente mi dirà se voglio fare qualche diciamo, commento su qualche persona. Va bene? allora, io, Salvatore, a nome anche dello staff che rappresento lo staff di Mario Trevi, in questo caso di nonno Mario, inizio a leggere i vostri commenti, che ne sono tantissimi. C'è Salvatore Celentano, auguri, sai che sei parente di mia moglie. Oh, mi fa piacere, questo mi fa molto piacere. Rosario Ambrosio, tanti auguri, Grazie. che poi tra parentesi è il papà di Angela, la mia Ah, suocera. ho capito. È il tuo suocero, È in mio poche parole. suocero. Ok, ok, benissimo. Grazie tanto. Ersilia Moiese, tanti auguri. Grazie. Pippo Parisi a Livella, che hai citato Oh, Totò oh, oh, all'inizio. oh, eh sì, eh sì, eh sì. Guido Oro ti fa gli auguri, Grazie, grazie insieme a Guido. Fortuna Boffa, Grazie eh, Fortuna. Teresa Zeno, Grazie Teresa. Anna Toluccio, Molte grazie. Cosimo Porzio, Antonio Pirozzi, Grazie, grazie. Gevan Di Biase, auguri maestro. Grazie, grazie del maestro. Agnello Infraganato, perdono. Beh, grazie, grazie molto. Auguri maestro. Massimo Spagnuolo, zio, auguri di buon Oh, compleanno. Massimo, come stai? Tutto bene? Grazie anche a te. Concetta Capozzi, auguri dai tuoi cugini Oh, Capozzi. certamente. La famiglia Capozza è così grande. Patrizio Cervicato, ciao, ti saluta. Grazie, grazie molto. Anna Brignola, auguri Oh, maestra. Anna, grazie maestra. Una grande violinista. È la moglie del mio grande figlio, se così mi consente, Giovanni Brignola. E veramente anche tanti saluti a tutta la famiglia, a Nicolas che è il mio compariello, a Nicola, il nonno e il papà sarebbe di Giovanni Brignola e alla moglie. Vediamo un po'. Buon compleanno maestro. Matteo Faia, maestro Matteo da Milano. Grazie Matteo e un saluto a tutti i milanesi, a tutti i suddisti che stanno a Milano e che sono appassionati della canzone nostra bella napoletana. Vincenzo Scibelli, auguri sei grande, saluti da New York. Oh, grazie Vincenzo, salutami New York perché io sono innamorato di questa grande metropoli e ho tantissimi amici lì. E se tu mi consenti e mi vuoi fare questa cortesia, se incontri qualcuno al Mulberry Street dei nostri napoletani che stanno a New York, dagli un bacio sulla fronte. Gilda Gigante, augurissimi da parte Grazie nostra. Gilda.
Antonino Lapinta, ciao maestro, tantissimi auguri di buon compleanno. Grazie Antonino. Orazio Luciano, ma alla Spezia non vieni mai, grande Mario? Ma dipende da voi, perché se voi organizzate qualche spettacolo non ci vuole niente, chiamare all'Azzurra Spettacoli e praticamente vi risponderanno 10 signorine lì che stanno a disposizione per conversare con voi e portare lo spettacolo lì. Angelo Bianco, ciao maestro, ti avevo mandato un messaggio per CD che ha fatto mio figlio. Penso, purtroppo molti messaggi non vengono letti perché ne sono tantissimi, Comunque di questo ci grazie, scusiamo. grazie per questo suo intervento in questa situazione che stiamo facendo stasera. Allora, vediamo un po', tantissimi auguri, Nunzio Aiello, tantissimi auguri, grande maestro. Io vorrei ringraziare anche a Marco Sentieri, un mio grande amico che abbiamo lavorato insieme per la stessa agenzia e gli auguro veramente tanto bene. E vorrei anche ringraziare a Pollastro, sarebbe Paolo il bassista della nostra bella, diciamo, di questo nostro grande show che giriamo tutta l'estate, eccetera. E premetto una cosa, che noi quest'anno a febbraio saremo in Germania a fare 2 spettacoli e uno in Francia. Teresa Piedimonte, Oh, tanti auguri, zio. sarebbe la mia nipotina, la moglie di Gennarino Coluccio. Grazie. Allora, vediamo un po'. Allora. Intanto veramente mi fa molto piacere che siete così diciamo affettuosi nei miei riguardi, perché anche quando non facciamo queste dirette vedo sempre quando mio nipote mette qualche canzone C'è sempre una grande partecipazione da parte del pubblico e di su questo vi Facebook, ringraziamo. specialmente sulla nostra pagina, insomma. Grazie sempre, sempre grazie. Rosa Cardellicchio, tanti auguri maestro, un abbraccio da Taranto. Grazie, grazie e un bacione a tutta Taranto. Corrado Carmelo, con affetto da Palermo, auguri, un abbraccio per tutta la famiglia Capozzi. Palermo, la mia seconda città, la Sicilia, che bella cosa, che bella cosa, che bella cosa. Quante feste di piazza mi avete fatto fare a Palermo e anche Catania, insomma, Caltagirone, Caltanissetta, Messina, insomma, l'ho fatta tutta la Sicilia. Grazie, veramente grazie a tutti i siciliani. Gevan Di Biase, maestro, tanti auguri e saluti dall'Inghilterra. Grazie, grazie molto. All'Inghilterra ci sta mia figlia, se tu non lo sai, caro amico, ci sta una mia figlia che si chiama Carmela, che io gli mando un bacio forte, 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 che vive proprio a Londra, un paesino che si chiama Bracknell. Mi sembra, se non c'è traffico, sono 20 minuti da Londra. Allora, vediamo un po'. Giovanni Misia, sei sempre un grande maestro, tantissimi auguri. Grazie. Giovanni Zuccaro, auguri da Catania. Grazie Giovanni, saluto a tutta Catania. Benedetto Giuffrida, auguri Mario, sei un grande. Grazie tanto. Zia Carmela, sei bellissima. Oh, mia figlia, ma che brava! Ciao Carmela. Massimo Spagnolo, auguri zio. Grazie Massimo. Vincenzo Suerta, auguri maestro. Grazie. E quello della diretta c'è anche il secondo. Ci sono anche degli amici che mi vengono a trovare questa sera. Vabbè, è giusto che sia così, che ci sia qualche intervento così di rumori esterni. Sarebbe il citofono che sta suonando appunto per dire apriteci, siamo noi, dove stanno i dolci, dove sta la torta? Gergi Ariallo, auguri per 100 anni. Grazie, grazie molto. Antonio Cavuoto, tanti auguri Mario. Grazie. Maestro, tanti auguri, ci mancano i tuoi concerti a Palermo. Sì, lo so, ma perché voi non fate una cosa? Direte ai comitati di Palermo di portare lo spettacolo che fa Mario Trevi, che si chiama Tu fa l'americano con Mario Trevi, che è uno spettacolo che stiamo facendo un grande successo da 6 anni. E anzi vorrei approfittare anche di tutti i comitati che ci hanno ospitati con la connessione è un pochino lenta, eccoci qua ritornati. Benissimo. Il bello della tecnologia. E dicevo, volevo ringraziare tutti i comitati che ci hanno ospitato con questo grande spettacolo e ringraziare logicamente Giovanni Brignole, che è il nostro The Boss, che veramente fa tanto per portare in giro questo grande spettacolo.
Allora, vediamo un po'. Luigi Manfregoli, augurissimi Mario, si sembra bello. Ciao Luigi, grazie del bello. Ugo Sirigatti, auguroni, hai ancora la Skoda. Sì, 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 sì. Tu il nostro pilastro della musica napoletana, Francesco Moscardino. Attenzione con Pilastro, che con il terremoto che sta succedendo, me ne affilico a bocco Pilastro. Girolamo Gravino, auguri. Grazie Girolamo. Giuseppe Donato, Mario Trevi, auguroni per 150 anni. Mamma mia, grazie, grazie veramente di cuore, questi 50 anni in più. Pippo Parisi, auguri di vero cuore, indifferentemente del tuo grandissimo Se tu successo. macciri non ti dica niente. Maria Pia Scarpa, ciao Mario, buon compleanno da Radio Solo Amici di Palermo. Oh, ciao Maria Pia, grazie e grazie per quante volte voi mettete in trasmissione le mie canzoni. Grazie. Balsamo Patti, auguri maestro, bravissimo, bellissimo. Grazie del bravissimo e del bellissimo. Dobbiamo vedere un po'. Antonio Balsamo, augurissimi maestro. Grazie Antonio. Stefano Larizza, auguri maestro, un onore Oh, affiancarla sul palco. oh, Stefano, un bacione. Veramente bravo, 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 bravo. Non mi sono sentite per niente a disagio. Sei veramente number one. E vorrei mandare anche un salutone alla nostra Rossella Bruna e al fratello Rosario, che sono veramente così carnali con me. Filomena in prota, tantissimi auguri, siamo i tuoi ammiratori, sei grande. Grazie Filomena. Purtroppo qualche commento salta perché ne sono tantissimi, quindi Wow, vi chiedo scusa io personalmente. ma veramente dici? Eh sì, ne sono tanti, tanti. Ne sono tanti? Eh sì, Ma Da- stai dicendo una bugia? no, no, sto Ma dicendo guarda la che in verità. America quando si dicono le bugie dice you speak bullshit. Sì? Eh. Daniela Bionda, maestro, saluti da Palermo. Grazie Palermo, viva Palermo! Mario Roggiero, perdon, grande maestro, auguri da Roma. Grazie, grazie a te e tutti i romani, perché i romani sono saporiti come noi. E vorrei mandare anche un saluto a Stani Ruggero, che ha fatto per un po' di tempo parte del nostro spettacolo con i Bottari. Vediamo un po', ci sono tanti auguri, auguri di buon compleanno da Maria Leo, Grazie da Maria, Rosa Varriale, da Toni Esposito, grazie, Agnello Ursini, grazie. ci sono tanti saluti sempre da Palermo. Oh, sto Palermo si è svegliato per la miseria. Oh. Ah, c'è anche la signora Anna Merolla che ti fa tanti Ui, augurissimi Anna! Mario da parte mia e famiglia. Anna, tanti auguri a te, a tua mamma e a tuo padre, a tutta la tua famiglia, insomma, sei un tesoro, sei un tesoro. Che bella voce che tieni, che bella voce che tieni. È come si bella, è come si carnale quando canta. Giovanna Mannino, auguri maestro. Ciao Giovanni! Vediamo un po', auguri dal signor Figuera, Giovanni Zuccaro. Oh, Fichera da Catania! Penso di sì. Sì, sì, sì. Ciao Fichera, vorrei mandare anche un saluto a tuo figlio, veramente affettuosamente, perché è tanto tempo che non ci sentiamo. Fedele Annunziata, sei sempre il numero uno, augurissimi. Grazie Annunziata. Auguri dalla famiglia Nordace. Nordace da dove? Grande sei, quindi penso siciliano. Ah, grande sei. Grande sei. Messaca. Carmela D'Agostino, auguri di buon compleanno. Grazie Carmela. Tommaso Giuliano, sei un dio della canzone napoletana. Wow, ma non scherzare, Dio è uno solo. Io posso essere un bravo della canzone napoletana. Luigi Carioli, auguri Mario, come te e Merola nessuno. Buon Grazie, grazie compleanno, saluti Luigi. da Casoria. Grazie Luigi. Angelo Halfinger, spero di averlo detto bene. Ti fa gli auguri, penso, Da non dove so, stai chiamando? non lo so, non è Non lo so. specificato. Comunque, grazie assai. Nunzia Aiello, Mario, vieni a Genova. Oh, Genova, il paese di un autore che io veramente adoro. Sarebbe Gino Paoli. Per me è stato veramente uno che ha saputo scrivere, ha saputo descrivere le canzoni all'italiano,
come per esempio il cielo in una stanza, pensate. Augurissimi di buon compleanno maestro da Dolce Salato, così si chiama il profilo. Oh sì, questo profilo si chiama Dolce Salato. Dolce Salato. Mannaggia la miseria, è un po' strano, ma comunque, grazie. Mario Sica, auguri Mario Trevi, sei grande. Grazie Sica, Maria Pia Scarpa, la vera voce napoletana. grazie Maria Pia. Enzo Perrelli, a grande Mario, auguri. Grazie Enzo. Tommaso Giuliano, auguri da Palermo, poi ci sono auguri da Catania. Oh, grazie Sicilia. E quel cognome un po' particolare, Wanda Lingerfelter. Ciao maestro da New York. Ah, questa è una carissima amica che ogni qualvolta che io vado sulla nostra pagina la trovo sempre. Senti, io ti voglio mandare un bacio forte, 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 perché tu sei veramente un'accanita ammiratrice sfegatata di Mario Trevi. Ti voglio bene. Giuseppe Giada, baci da Palermo, sino a bomba. Grazie. Sangue mio, figliozzo mio. Vediamo un po'. Grande Mario, se vedi Pietro Gargano lo saluti. Sì, un saluto a Pietro Gargano. Da Policoro Sì, Matera. per me Pietro Gargano, senza offesa a tutti i giornalisti che ha il mattino e che ha avuto il mattino, Pietro Gargano per me è il presidente dei giornalisti. Ciao Pietro. Ciro Stile, auguroni, ti seguo da bambino, sei grande. Ciao Ciro. Andrea Lopresti, il numero 1. Oh Andrea. Pasquale di Santo, auguri Mario da Soccavo. Ciao Pasquale. Grazie. Daniela Biondo, maestro auguroni da Palermo. Palermo ti ama. Grazie, lo so perché voi sapete che io amo voi e voi amate me, perché voi siete un popolo che avete un cuore grande come una montagna e se vi accorgete che non vi vogliono bene e fingono di volervi bene, poi diventate cattivi e avete ragione. Io adoro Palermo, specialmente quando vengo a Palermo, quei cannoli e che vuol dire a fare, che vuol dire a fare. Poi vengo a Napoli e il mio medico dice e mangiate il zucchero e che vuoi da me, è più forte di me. Ciao Palermo, un bacio forte. Antonio Balsamo, augurissimi maestro, si fornisce tu e cantà, fornisce Napoli e campà. Grazie, ma come siete belli, come siete sinceri e carnali, mamma mia. Sebastiano Perrotta, grande Mario Trevi, la più bella voce di Napoli, grazie di esistere, saluti da Catania. Grazie Sebastiano. Giuseppe Giada, salutami Mario da Palermo. Uè. Elvira Pugliese, auguri dalla Germania, da Norimberga. Oh, bella. Che belle queste telefonate, ma che bella cosa. Poi dicono che praticamente io non dovevo fare il cantante, ma voi ci pensate che voi siete quelli che mi fate vivere. Forse voi non ci credete. Io Mario Trevi in persona vi dico che io canto perché voi mi fate cantare. Questo per esempio è un saggio di quello che è, diciamo, la passione mia per voi e voi per me. Io saccio che voi volete non so che bene, perché pure io me la voglio a voi assai. Vediamo un po', allora, Annarella DL, auguri da Valberg, penso sia in E Germania. penso che sempre la Germania. Grazie intanto. Ma fa fritto. Solo che, ecco qua, eccoci qua. Allora, saluti da Novara. Grazie, ma insomma abbiamo preso tutta l'Italia. C'è un po' di tutto. A me è piaciuto un po' della Germania, un po' dell'America, un po', insomma, Sta pure l'elicottero. l'elicottero che sta passando. Forse vuole scendere qua perché insomma mangia pure un dolce. Gioiele Belmonte, auguri maestro da Milano. Grazie. Nutelegramma, tra parenti. Che bella che è la cosa. Sotto ponte dell'autostrada, non chiosco la benzina, hanno fatto una rapina, 4 banditi con una 1300. Il periodo della sceneggiata. Che bello, insomma, come si dice? Ogni epoca. epoca ha le sue cose. Auguri maestro, sei grande. Grazie, chi è? Teresa Granaglia. Ciao Teresa, c'hai il nome di mia moglie tu, però le Terese siete sempre un poco vispe, È vero? Un poco aggressive. Christian San Basile, un grande Tiziano?
Cristian. Cristian. Un Grazie. grande Mario Trevi, auguri. Grazie Cristian. Enzo Lamanna, buon compleanno e tantissimi auguri maestro dalla Germania. Ciao Enzo. Bacione a te e a tutti gli amici italiani che stanno in Germania. Franco Granito, maestro, mi cantate un po' un tesoro. Auguri per 100 anni, siete la vera voce. Sarà lo scrignador. Abbiamo fatto questo accenno. Vediamo un po'. Girolamo Gravino, Mario, dobbiamo ancora prenderci il caffè, ricordi? Lo so, però ma tu basti che mi telefoni e troviamo il tempo per stare un po' insieme. Tu sapessi quante persone mi chiamano e grazie veramente che mi volete bene, ancora mi ripeto, perché vogliono stare con me in questo mio studio. Io sono veramente onorato perché sapete come l'ho messo nome questo studio mio qua? Adesso vado a dove stanno i morti parlanti. Voi direte che significa? Significa che io qui ho un mare di cantanti. Facciamo una panoramica per far vedere. Ma non vedono niente. Vabbè, no, la distanza. Non ci sono alcuni dischi. Comunque, in poche parole, qui dentro ci sono tutti i cantanti che ha creato, diciamo, il Signore, che gli ha dato il dono di cantare. E allora io quando vengo qua, che so, voglio sentire che devo e vado a addossare le volte che parlano, perché mettendo i 78 giri io ascolto le loro parole, la loro voce e le loro canzoni. Più belle che esse sono. Ciretta Fontanella, sei grande, sei sempre bello. Ciao Ciretta, oh che sto bello. La signora Wanda, ciao grande Mario, quando vieni a New York? Wanda sarebbe quella lì sì. Prima, sì, ma io gli voglio bene questa persona, anche se non la conosco da vicino, no, non l'ho mai vista attraverso, diciamo, questi messaggi che lei manda, perché c'ha una tenerezza questa donna che io, perché a volte ha mandato anche la sua foto che sta in cucina, mi sembra. Pasticcione cabarettista, augurissimi. Chi è? Pasticcione cabarettista. Ah, Pasticcione è un cabarettista? Sì. Oh, evviva il cabaret! Stefano Corona, un saluto da Catania. Grazie, che non sia Corona quello lì che sta in galera, però. No. Giampiero Messina, buonasera maestro. Grazie, buonasera a te. Vediamo un po'. Balsamo Patti, il tempo si è fermato, troppo bello. Angelo di nuovo Alfinger, spero si pronuncia così. Auguri Mario, buon compleanno da Novara. Grazie molto. Tony Rubino, sei l'unico a Napoli. Vabbè, l'unico no, guarda che ci sono molti abitanti, milioni di abitanti che stanno a Napoli. Grazie intanto. Grazie. Pina Neboso, tanti auguri. Grazie. Giovanni Licausi, auguri. Monica Mastrocinque, auguroni. Grazie. Maria del Sorbo, augurissimi per altri 100 di cuore. Anche a te con la salute. Gennaro Russo, buonasera maestro, auguroni da Radio Napoli Amicizia e Radio G&G. Sì, grazie sempre. Io mi ricordo che negli anni 70, se non vado errato, c'erano molte radio libere, ma assai proprio. Mi ricordo, non so, c'era una radio a Gragnano, che quando andavo lì, niente di meno, ma senza fare buffonate, il portabagagli della mia macchina era sempre pieno di roba. Io che facevo? Diciamo così, quello che potevo portare a casa lo portavo e poi andavo alla chiesa che ci sta qui al Lago Patria e li portavo al parroco e lui dava un po' di roba a questi poveri ragazzi che stanno lì e insomma che hanno bisogno. Ma questo non era una questione di dire ho tanta roba, questa qui non mi serve, la porto lì. No, mettevo tutto a fuoco e dividevo, dicevo anche questi qua hanno bisogno di sentirsi un po' felici, anche se la felicità non esiste. Non per niente sei nato il 2 novembre, quindi... Alessandro Aucunzo, che è un mio carissimo amico, ti manda i saluti e gli auguri da Orvieto, perché sta andando verso Milano. Ok, grazie.
Natale di Gregorio, auguri maestro di buon compleanno. Chiedo Grazie. scusa se ogni tanto arrivano le telefonate, però qua dobbiamo sempre chiuderle perché siamo in diretta. Nunzio Brandi, Ah, ma tu chiudi le telefonate. sì, vabbè, ma sono altre persone. E comunque, Nunzio Brandi, ciao, auguri anche da parte di mio zio Nunzio, cioè da Nunzio Brandi e da mio zio Nunzio Brandi, Alberto. sì, grazie Nunzio, sì, sì, mi ricordo adesso di te. Di te cosa dire? Sei la storia della nostra canzone. Oh, grazie. Diciamo, un pezzo di storia, perché io una volta ho detto a un grande artista napoletano che lui diceva io sono Napoli e allora io gli dissi guarda tu non sei Napoli, siamo tutti quanti noi Napoli, perché Napoli è questa bella donna che la portiamo un po' in spalle, un poco parole, cioè un po' ciascuno portiamo questa Napoli sulle spalle. Allora lui fingeva di non capire e io gli dissi ma perché fingi di non capire? Se io ho fatto indifferentemente significa che ho dato una mano al Napoli a stare sempre su. Se tu hai fatto un'altra canzone che non faccio il nome, se no voi capite chi è, e hai anche tu portato un po' questa Napoli più su. Perciò siamo tutti quanti che portiamo sulle nostre spalle la nostra bella Napoli e le nostre belle canzoni. Anna Maria Sollazzo Luongo, auguri Mario, sei sempre un grande saluti dalla Svizzera. Grazie, grazie tanto. Vediamo un po'. Allora, ciao Mario, tanti auguri di buon compleanno, un caro saluto alla tua collega Giulietta. Giulietta, se sei in diretta ti voglio mandare un bacio forte, 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 così qua. Pa! Perché sei veramente una grande, te l'ho detto sempre e io sono sempre arrabbiato con te, perché nei momenti che tu potevi sfondare tutto, ti sei sembrato un po' grindi e braga, eh? E non hai pensato che la gente non era con te, era contro di te, perché tu sai che questo mestiere è molto brutto, è molto invidioso. Comunque hai rimasto veramente un grande segno nella nostra storia e nella nostra canzone. Auguri a te di buona salute, perché so che sei stata poco bene. Tanti auguri per la salute anzitutto. Angelo Bianco, riesci a leggere e rispondermi al mio commento privato? Purtroppo i commenti privati non possiamo leggere ancora perché dobbiamo staccare la diretta per poterli leggere. Lì, diciamo, risponderemo in seguito dopo la diretta. Anche se sentendo tutti in tlin penso che ne sono tantissimi. Senti, ma abitualmente tu mi hai fatto vedere che quando ci sono i mi piaci ci stanno quelli. Vuoi vedere cosa sta succedendo? Voglio vedere che succede, perché Allora due secondi, giriamoci così. adesso. Fammi vedere un Eccoci po'. qua, io sono Salvatore Architrao, eccoci Oh, qua. mamma Vedi, mia, tutti questi qua ma, sono i mi piace che stanno mamma arrivando. mia, vabbè, ho capito. Ci sono tutti i No, commenti. no, Ritorniamo ai posti no, nostri. non farmi commuovere, dai. Eccoci qua. Grazie, grazie veramente di cuore. Io non è che mi meraviglio, io sono convinto di questo perché io so che mi volete bene e non si può volere bene una persona per 50-60 anni, ragazzi. Voi pensate che io in poche parole canto dal 1959 come Mario Trevi ufficiale, cioè la prima canzone che io ho fatto grande successo era Sicila Sam nel 1959. Dunque, fino al 2016 sono 56 anni o 55. Nel 2019 saranno 60 anni, quindi Dunque, siamo praticamente 57 anni. 57 anni. Allora, che cosa significa? Significa che io ho fatto sempre il mio dovere nei vostri riguardi e ho avuto sempre un grande e un massimo rispetto. Perché? Perché anche ai miei fratelli, quando si presentavano davanti al pubblico con un jeans oppure con una camicetta così, allora io li richiamavo e dicevo non va bene, perché voi vi presentate davanti al pubblico e dovete stare con un vestito per bene, con la cravatta intonata sotto la camicia e sotto il vestito e con le scarpe sempre ben pulite, perché questo significa avere un rispetto e un'educazione con il pubblico e il pubblico vi ricambierà e hanno fatto sempre così e mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Ma questo non significa che gli artisti non possono presentarsi con i pantaloni, con un jeans stracciato e una camicetta così, perché li ho visti anche a Sanremo.
in questo modo di vestire. Ma come si dice, ognuno ha le sue idee. Noi facciamo gli artisti, loro fanno i super artisti, perché non vanno a pensare a queste sottigliezze, come si dice abitualmente, però noi le guardiamo, non le guardiamo. Auguri da Maddaloni, da Salvatore Campolattano, spero di averlo detto bene. Grazie a tutta Maddaloni, che è il paese di Giulietta Sacco. La grandissima signora Giulietta. Gianni Doria, auguri di vero cuore da parte di tutta la famiglia Doria. Grazie. Natale di Gregorio, saluti da Palermo, sei un dio della musica napoletana. Grazie Palermo. E stesso Salvatore Campolattano, mio nonno ti ama, auguri, baci da Maddaloni. Grazie, un bacio a tuo nonno. Sergio e Gerardina, grandissimi auguri da Eboli, maestro. Grazie assai. Ci sono tanti saluti da Catania. Tantissimi auguri di buon compleanno Mario dalla Sardegna. Grazie anche alla Sardegna. Ci mancava la Sardegna. Abbiamo preso tutto quanto adesso, vai. E auguri dalla famiglia Sansone, da Ignazio Sansone. Grazie. Cristian San Basile, perdon, tantissimi auguri al grande Mario Trevi dalla provincia di Siracusa. Grazie. Siracusa, la Madonna di Siracusa, che poi sarebbe il paese di Carmelo Zappone, se non vado errato. No, sì, è siracusano, sì, siracusano. Anche un saluto a tutti gli amici cantanti che esistono a Napoli. A così non si mi ricorda nessuno, A tutti quanti. Lina Picone, ti seguo da Bergamo. Grazie, Lina. Auguri da Luino. Tantissimi auguri Mario, sei grande. Michele Salvatore di Giacomo. Senti una cosa, volevo mandare un saluto a Pina e a Pino da Lissone, che sono miei grandi amici, che sono stati anche alla festa a Marigliano, in estate, mi sembra a settembre è stato questo fatto. Il 3 settembre, i primi di settembre. Pippo Parisi, zio Mario, sono di Messina, a casa mia si mangiava spaghetti al pomodoro e canzoni napoletane. Bravo. A mio padre piaceva la canzone indifferentemente, non ha mai potuto ascoltare a pagella perché piangeva sempre quando iniziava ad ascoltare. Sì, è vero. Anche quando abbiamo fatto la sceneggiata veniva gente che aveva veramente un cuore duro, come se fosse di pietra, e veniva in teatro, quando vedeva la scena che ammazzavano questo bambino, piangevano. E poi venivano dietro al palcoscenico nel mio camerino e dicevano: ma è mai possibile che noi ti dobbiamo pagare e poi dobbiamo anche piangere? E diceva: beh, questo sta nel prezzo, sta nel biglietto, sta nella situazione che voi state a vedere. Nino Di Maria, augurissima maestro, un saluto da Casoria. Grazie. Vincenzo D'Amario, grande Mario, allora Vincenzo D'Amato, grande Mario da Pagani. Ciao Vincenzo. Giovanna Marciante, saluti e auguri da Totuccio Lima, che ringrazio e saluto anche io. Un accanito fan, ammiratore e collezionista di Mario Trevi. Grazie, veramente grazie. Enrico Brunetti, tantissimi auguri maestro. Grazie Enrico. Nunzia Costabile, buon compleanno, sei un grande. Sergio Messina, saluti da Palermo. Grazie. Anche saluti da Vincenzo Vicè da Palermo. Senti, una cosa voglio dire, no? Stamattina sono andato al cimitero, ma vedete un po' la dissonanza come la vita a volte. Sono andato al cimitero per andare dai miei cari, no? Da mia mamma, da mio padre, dai miei fratelli, da mia sorella, insomma, dai miei nonni, dai miei zii, perché ce ne abbiamo tanti in famiglia che stanno lì. E allora, mentre che io mettevo i fiori, mi veniva la gente e mi diceva: Mario, auguri per il tuo compleanno. a me mi veniva da ridere, però cercavo di mascherare questa mia risata, perché sennò la gente da lontano poteva dire: ma con me questo viene al cimitero e si mette a ridere. Però era così bello e nello stesso tempo così ingenuo questo fatto: Mario, auguri per il tuo compleanno, e io stavo lì davanti ai miei defunti. Comunque che bello. Ciro Mocerino, augurissimi, sei il numero 1 maestro, un bacio da Fragola. Grazie a Fragola, figurati, se io volessi contare e avessi avuto il tempo di scrivere
tutte le prestazioni che ho fatto solamente ad Afragola, mamma mia, ma sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia. Addirittura mi portavano a cantare nelle stanze da pranzo dei loro appartamenti. E io dicevo, ma come cantiamo qua? Toglievano tutto di mezzo, mettevano l'orchestra per fare il battesimo del figlio o la comunione della figlia e così via. Grazie Afragola, grazie Sant'Antonio, vorrei mandare anche un saluto al mio grande parroco amico Raffaele Tuccillo, che ha più di 90 anni. Raffaele, tu sei un bambino, non sei un anziano, te l'ho detto sempre, tu vivrai 110 anni, te l'ho scritto io su un pezzo di carta. Anna Merolla, è bello vederti in diretta ed ascoltare la tua voce. Sei Napoli, maestro. Ciao, grazie Anna, un bacione a tuo padre e a tua mamma. Tua mamma era una cantante che quando io giurevo l'occhio, domanda a cielo si sta vicino a te. Io giurevo l'occhio, dice, ma che se mi pare Maria Paris? E se tuo padre la faceva fa cantante e se faceva i fatti suoi e non faceva il geloso, tua mamma avesse messo una grande firma anche lei nella storia. Era brava, tanto che era brava che mi piaceva a me e poi mi piaceva a me. C'era poco e c'era poco. Natale di Gregorio. Mario, vieni a Palermo, ti voglio tanto vedere. Dipende da voi, ragazzi. Eri il sogno di mio padre, mo non c'è più, ti ammirava. Mi Angelo dispiace Scifo. mi dispiace. Senti, ma che sti palummelli ci stanno sempre? Sempre, ci sono sempre. Non come che i palummelli dell'altra volta con quelli che mi hai fatto vedere, no? No, no, no. Oddio mio, dai. Auguri maestro da parte mia, Emanuele Caianiello. Grazie Emanuele. Ma pensate che io mai avessi creduto che succedeva che io potevo stare in questa situazione degli anni, come si dice, 2010, non negli anni 2000. Perché io mai pensavo che a un certo momento, poi con il Cusariello in mano, ci mettiamo a contatto con tutti voi che state in tutto il mondo, perché stiamo parlando di New York, della Germania, della Sardegna, della Sicilia. Addirittura stiamo a finire a Genova a finire. Ci manca solo Venezia se non vado errato. No, Forse là c'è sta troppa acqua, forse. Auguri maestro con tutto il cuore da Capri, Rosa e Sposi. Capri, ci mancava Capri. Ah. Grazie, Caprese. Gioiele Belmonte, ancora oggi guardo il film A Pagella. Grazie. Rosario Pollio, è sempre un'emozione vederti, caro Mario. Mica sarà la figlia di Vincenzo Pollio. Rosario Pollio. Ah, Rosario Pollio. Luigi Vicino, buon compleanno da Milano. Grazie. Ne sono tantissimi, tanti. Chiedo scusa a chi non riesco a leggere, però veramente ne sono tanti e perdo un po' il ritmo. Perdo il ritmo. Ne sono tanti, ma chi non ce la fai a leggere tutto quanto? Ma stai dicendo le bugie? Non sto dicendo le bugie. Stai dicendo le bugie o le verità? Sto dicendo le verità, sempre le verità. Va bene. Se no, sai che succede? Che qualche, diciamo, qualcuno che noi non gli siamo simpatici, e dice, ma chi si inventano? Ma questo rimane tutto scritto, quindi quando finirà la diretta verrà tutto registrato automaticamente sulla pagina. Tutti i commenti, tutti i saluti, tutti i palucelli, mi piace. Quando noi abbiamo finito io posso controllare tutto Sì, puoi controllare tutto qua. Oh madonna mia, va. Carlo Mirolla, buonasera maestro, vorrei ritornare indietro per vivere nuovamente con le tue canzoni. Lo so. Anche io vorrei che la gente prendesse un'altra volta il ritmo della vera canzone, ma non perché queste qui non sono buone, perché non hanno cuore, non hanno vita. La canzone è come una donna. Se tu alla donna la donna la sai accarezzare, la sai coccolare, quella ti dà tutto di sé. Ma se tu la maltratti, come fanno tante persone che noi vediamo anche attraverso internet, che un uomo ammazza una donna, la maltratta, la picchia, eccetera, questo non significa essere uno che ha un cuore, significa che una persona che non ha cuore. E siccome che la canzone è come la donna, se la canzone ha un testo veramente
che Omaggio alla donna farà certamente successo, perché se si parla bene della donna, la canzone è sempre bella e la donna è tutto. Io sono nata perché praticamente c'era una donna, che era mia mamma, e se non ci fosse la donna non ci sarebbe tanta gente sulla terra, o no? È giusto. Allora viva le donne, Viva le va donne. bene? Viva le donne, viva le belle donne. Anche le non belle, vai. Sono tutte quante Tutte importanti. belle. Sempre donne sono. Salvatore Vitucci, cugino di Filippo da Città del Messico. Wow. Ma io a questo Filippo Sacci. Penso di sì. Sì, sì, sì. Comunque intanto un salutone, però vorrei approfondirmi se è quello lì che dico io no, la Città del Messico. Sta scritto Città del Messico. Ok. Grazie, grazie tanto. Rosa Tranchino, ciao maestro, mio suocero e amico di tuo cugino dell'America. Mio cugino della... Ah, quello lì non a Washington dove sta insomma il Presidente della Repubblica, che si chiama Port Washington, una cosa del genere. No Washington. Washington DC, città. No. Ci sta nato C'è lo Washington. Stato e la... Questo Washington che c'è sta una neve là quando è gennaio, febbraio, che lo dice a fare? Salvatore Riposo, ho lavorato con voi con la pagella. Sì, Terminia Calabrese, tantissimi auguri dalla Germania. grazie Germania. Ermanno Gallorano, Nufrata Grande, auguri maestro. E vorrei approfittare anche per mandare tanti bacioni ai miei fratelli, perché vorrei mandare tanti bacioni a tutti i fratelli miei. Ho una sorella soltanto adesso, perché saluta a noi, quella, diciamo così, la prima mia sorella è morta. Vorrei mandare un saluto a mia sorella Geppina, a mio fratello Moreno, a mio fratello Lino Capozzi, insomma a Gianluca, a Toni Mariano, mio nipote, il fratello di Salvatore, a Salvatore Capozzi, figlio di mio fratello Filippo. Insomma, noi siamo una famiglia di canterini. Voi pensavate che io dicevo una brutta parola? No, siamo una famiglia di canterini, ok? Siamo tanti. Poi ci stava anche mio fratello Franco Sereno, che fortunatamente adesso lui lavora nel comune di Giuliano, di Melito, e praticamente anche lui cantava. Poi si tolse di mezzo, non so, e fece bene secondo me. Comunque un saluto a tutta la mia famiglia, il lato di papà e il lato di mamma. Luciano Giordano, sei un grande, da tutti da Terzigno, auguri. Terzigno, che bello Terzigno, sai quanti matrimoni ho fatto là, mamma mia. Pina Bevilacqua, augurissimi al grande artista da Gravina in Puglia. Gravina, un bello paesino, sai Gravina. Toni Martuccelli, maestrone, auguri di un abbraccio, speriamo di vederci presto. Come state? Tutto bene maestro? Tutto ok? Alla grande? Ok. Elisabeth, auguri per il giorno 7, che state lì al piano con Tony Tammaro. Voi andate a vedere a Tony Tammaro perché fa parte della nostra banda, non la banda di Mariuola, attenzione, la banda dei cantanti. Elisabeth Walters, happy birthday Mario. Oh, thank you. Ciao Mario da Taranto, Nino D'Oro. Grazie Taranto. Lino Annunziata, Radio San Gennaro, ve la ricordate? Come a San no? Gennaro Vesuviano. Lei è stato mio ospite alla fine degli anni '80. Sì, signor, che poi queste radio libere andarono un po' a scemare perché insomma il governo si mise sopra, dovete pagare le tasse, non le tasse, insomma costrinsero tutte le radio libere a non poter fare più il loro lavoro perché volevano molte tasse, come abitualmente fa il nostro governo ancora oggi. Vito Franzone, auguri da parte mia al grande Mario. Grazie. Tonino Migliore, augurissimi con un bacione. Tonino, maestro, come stai? Che bella persona che sei, ti voglio bene, e tu lo sai, ti voglio bene perché sei una bella persona e sei sincero e poi c'hai una gran bella voce, sei un artista insomma, come tu, come Marco Sempiere, come Stefano Larizzo, come tutti quelli che io ho conosciuto tramite il maestro Giovanni Brignola. Siete bravi.
Tommy Tognetti, compà, facci i saluti da parte mia e baci a tutti. Ui, grazie, salutone anche a te. Auguri, buon compleanno Mario, sei grande da Palermo, ti Grazie, amiamo. grazie, Elena grazie. Livolsi. Ma voi sapete che quando io venivo a Palermo, la prima cosa che facevo, a proposito, voglio mandare un salutone a Pasquale Romagnoli, che è veramente un mio fraterno amico, proprio abbiamo fatto sangue e sangue, eh? Che praticamente quando io arrivavo a Palermo, lui mi veniva a prendere all'aeroporto e io dicevo, Pasquale, prima di andare al Jolly Hotel, io devo andare da Santa Rosalì in Coppa Montagna. E mi raccomandava a lei, dice Santa Rosalì, fammi cantare bene, fammi fare successo, fammi accontentare tutti i miei amici palermitani, e così succedeva tutte le volte che andavo lì, numareggiando così. Grazie assai, tutta quella gente, tutto quell'applauso, e tengo sempre in orecchie. Ce l'ho sempre nelle orecchie, tutti gli applausi, e tu sei bello Mariuzzo, san com'è! Paolo di Napoli, tantissimi auguri maestro, sei unico, sono cresciuto con la tua melodia. Ti ricordi quando ti mangiavi da me la vera limonata a Piazza Garibaldi? Come mi piaceva! Da Salvatore Otranto, dalla tua più grande ammiratrice Anna da Cavalleggeri. Grazie, Elena Tagliaferro De Luca, ciao Mario da Elena dalla Germania. grazie Elena. Francesco De Castro Corrado, mamma mia, nel 59 non ero nemmeno nato. Quanta Oh, storia, caro maestro. Francesco, ti ho mandato i ringraziamenti per gli auguri che mi hai fatto, ma tu sei tu piezza e pane. Io lo dico sempre a tua mamma Giovanna, dico sempre salutatemi o piezza e pane. Questo è un ragazzo d'oro, questo è veramente sei squisito, insomma, sei un babà. Rino Abate. Uè, Rino, mio nipote mi ha insegnato a vedere un po' a Facebook, no? E io scivolo con questo dito e vedo sempre i tuoi messaggi, cose, c'è, quando ti arrabbi per la questione del Napoli. Rino, un bacione forte, 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 perché tu lo sai che io ho voluto e voglio bene la famiglia Abate. Maria Abate, tutte le notti ci fermavamo alla stazione, al deposito bagaglio, tutto un fuso sudore, però tenevi un sacco di soldi. Questa è la verità. Tuo padre qualche volta diceva vicino a me, ma quando hai buscato stasera? Io dicevo, a te che te ne importa? E si diceva, mica hai buscato più a sei me? E scherzavamo così, erano bei tempi, figlio mio. Tuo padre faceva 3-4 feste a sera, 7-8 matrimoni. Poi diceva vicino a me, tu quanto ne hai fatti? Ti dicevo 4 matrimoni e 3 feste. Si diceva che ci fatto un ricchio, 5 matrimoni e 3 feste. E questo facevamo tutte le notte. Che bella cosa, che bella cosa. Un bacione a tutti i fratelli tuoi, a tutta la tua famiglia. Rosario Bruno, oggi è un giorno speciale, il Oh, 75... Rosario, mio nipote mi ha detto che hanno fatto una festa, troppo Santo Stefano, e mi viene 100 persone, mi hanno mangiato 8 maiali e 57 galline. E hanno mandato anche la torta a te. È che la torta come era bella saporita, poi. Nerica così, ma che mettesse proprio tutta la fotografia di Santo Stefano, insomma. Chiama Cetti, insomma, a pasticceria chi? Non lo Ma ricordo. io Cioè. penso, ma chi modo lo dice? A Melite ci sta Sepe? Chi l'ha No, fatto? Sepe era ospite della serata e No, anche lui contribuì. Franco Sepe. No, Federico Sepe. Federico, no Franco. Non lo so, tu hai una fotografia con il papà, Sì, no, quindi perché no, Franco Sepe sarebbe il papà di questo qua di Rosario. non te lo so dire. Comunque io ho una fotografia con tutti i miei amici che frequentavamo in questo bar a Melito, che si chiamava il bar Sepe. E allora il Federico Sepe è il figlio di Franco Sepe. Ah, Federico sarebbe perché chi lo papà di Franco si chiamava Federico, esatto. Comunque Rosario, un bacione forte e dai un bacio anche a quella tua bellissima sorella. È pure un innamorato. Sarebbe il fidanzato. Salvatore Capozzi, auguri zia Mario, ti voglio bene. Salvatore, come stai? Bene? Mi fa piacere, mi fa piacere. Achille Arto, auguri Colano,
Grazie sei a sempre Dio. grande, ti portiamo sempre nei nostri cuori. Grazie. Poi a Anna Maria Pasqua tanti auguri, ma ne sono Anna tantissimi. Maria Pasqua si chiama. Sì, Anche se adesso è proprio una Pasqua. Eh. Angelo Bianco, Mario sono di Arzano e vivo a Novara. Un bacione. Oh, grazie, grazie assai. E lo so che tu pensi sempre al tuo paese nativo, perché noi napoletani siamo così, potremmo stare pure, che dacci a dire, navigare nell'oro, ma se non stiamo nelle nostre zone, dove siamo nati, se non sentiamo sapore, quelle cose nostre qua, napoletane, sudiste, non ci sentivo buono, sai, perché io quando vado all'estero, mi pare 1000 anni che me ne venga, che torno, che ritorno, perché non mi trovo se non sento queste voci nostre, questo modo di fare nostro, pure questi rumori, perché penso che io quante volte vado all'estero, ma in un bar non si parla, e se si rimuove la voce si fa shhh. E dico, ma che è successo? Invece che a Napoli si menava maniera, in un bar, uè, Anto, come stai? Mi un caffè? No, no, non mi faccio più, già, e insomma la voce come se stessimo litigando, invece non è vero. Pantaleo di Lorenzo, sei la storia della canzone napoletana. Grazie. Alessandro Acunzo, la nostra storia di Melito, con un grande Merito in tutto il mondo. paese mio, un paese mio. Pensate che io negli anni 60-70, la notte, se mi trovavo nella zona dell'Avessano, nel Casertano, dicevo vicino al mio autista, dicevo fammi la cortesia, passiamo per Melito. Io passavo per Melito, però dovevo andare nei vicoli dove io me la facevo quando ero scugnizzo, quando non avevo un soldo. E allora passavo in quelle zone là di notte proprio silenzioso e poi ce ne andavamo. Dunque io Melite ce l'ho nel mio sangue perché sono un melitese, 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 melitese e mi vanto. Patrizia Panariello è un fascino travolgente. Uè, ma che dici? Grazie, Gaetano Minopoli, auguri da Pianura. grazie Gaetano. Patrizia Panariello, Mario ti amo, salutami. Oh, un bacio di... Oh, Giuseppe Venaruso, grande Mario, sei il numero uno, saluti da Ponticelli. grazie, grazie a tutti gli amici di Ponticelli anche. Edoardo Beato, tantissimi auguri di buon compleanno. Giuseppe Veneruso, si scole vite, scole cant. Si scole vite, scole cante. Che bello questa cosa. Vi devo raccontare una storia. Io quando ho fatto, quando ho fatto Nufrate Grande, e allora abbiamo fatto il disco ed è successo quello che voi sapete, questo grande successo, io e mio fratello Moreno. Poi era nei giorni di Natale, dopo un anno e mezzo, e mia madre mi disse, ma perché non vuoi fare un'altra canzone con Salvatore? Sarebbe Franco Moreno. Allora io gli dissi, no mamma, ma non mi sembra giusto, sai, la gente può dire, ma sai, hanno visto che hanno fatto successo, adesso vogliono ribattere un'altra volta, però io non gli volevo dire la verità, perché nella canzone che abbiamo fatto dopo, insomma, questa canzone parlava, come voi sapete, che doveva morire mia madre. E allora io soltanto il sentire questa parola, figuratevi poi cantando che nel testo dice che mia madre muore, che io sto a cantare a Palermo, eccetera. E allora mi sentivo male. E allora mia madre ancora mi ribadì questa cosa per 5-6 volte, mi disse, ehi Mario, ma perché non la fai questa canzone con voglio uno? Allora senti mamma, guarda, ti devo dire la verità, questa canzone parla che tu praticamente in una canzone muori, devi morire. E lei fece un brutto gesto, fece così, guardate, che io mangiavo ancora i soldi della pensione. E comunque poi facevo questa canzone, guarda un po' con la fatalità, poi veramente morì la nonna, è vero? Sì, Che sarebbe mia madre è e bisnonna a me. sarebbe la bisnonna di Salvatore Architravo, mio nipote. Carlo Mellillo, salve maestro Mario Trevi, sinceri auguri da un chitarrista dalla Toscana, Pisa. Grazie, grazie, ma mi hai mandato anche qualche messaggio qualche volta. Io ti ringrazio e poi ti risponderemo perché io non sono molto bravo, perciò c'ho lui che fa il presidente di questo staff e si vede tutto lui, capito?
Ma comunque sei bravo come chitarrista, ti ho sentito. Raffaele dell'Aquila, 75 anni e non sentirli. Io? No, ma io non ho 75 anni. Io ho 25 anni per essere preciso, perché 50 anni l'ho messo in una busta e stanno nel mio comodino, a fianco a me dove dormo io. Stanno belli, fermi, tranquilli là. Sto scherzando, i 75 anni ci sono, ragazzi. Solo che il Signore mi dà la forza di cantare, di essere, diciamo, come si dice, vivo, di essere aitante. E un amico mi dice, ma chi è Aitana? Da. Anna Ferraro Fazio, auguroni dalla Germania. Grazie. Poi ma molte persone dalla Germania ci stanno chiamando. Sì. Marco Bentivoglio. Mamma mia, quanti saluti. Assunta Mantovan, zia Susetta. Oh, ciao Susetta. Zio Mario, grazie di I esistere. bambini tutti bene? Allora, Guardone, sta praticando, tutto a posto. La tua mamma? tanti auguri di cuore da parte della famiglia Taurina, Mimmo Taurino. Oh, Mimmo, come stai? Tuo figlio, tutto bene? Mi fa piacere. Chi serate che canta buono? Pier Giacomo Ricciardi, Marcianise è con te. Oh, grazie Marcianise. Grazie. Lo so che mi volete bene, lo so. Io non mi meraviglio. Luca Basilio, ma leggi quello che ti conviene a te? No, e purtroppo è che, ti ripeto, vanno avanti i commenti, non li riesco ad acchiappare tutti qua. Non l'hai letto a lui? Perché? Forse mi è scappato, chiedo scusa. Fallo scrivere un'altra volta. Come no, siamo qui. Auguri da Torre Annunziata, Giancarlo Nasto. Grazie, Un augurio speciale da Gaetano Iudice, 27 anni e fan di Mario Trevi. Grazie. C'ha 27 anni? Sì. Ma io per la verità con questo spettacolo che stiamo facendo vengono molti giovanottelli, insomma, di 15, 16 anni, 18 anni, 17 anni, anche 12 e 13 anni, forse li portano assieme questi qua che sono più grandi, insomma. Come infatti tu vedi, no, che quando andiamo a lavorare ci sono molti ragazzi, molti giovani. Poi c'è Luca Basilio, ha detto ciao Mario, sono Luca, il figlio di Mario Merola. Luca, il figlio di A me mi pare stanno soltanto Francesco e Roberto. ma te a Francesco, te a Roberto, te a Loredana. Non lo so. Se sei il figlio di Mario Mero lo sai tu, io non lo so. Alzo le mani. Nello Palomba, tanti auguri maestro da un amico di un altro grande maestro, Pino Mauro, che saluto anche io Nello Palomba, che conosco. Grazie anche a Pino Mauro, che è il mio grande amico, abbiamo lavorato insieme. Io ho fatto una sceneggiata di Pino Mauro, che era La Sfida, e praticamente io facevo il capocomico e facevo il fuori programma e io a lui lo scritturai come primo attore nella compagnia. Cioè io ero quello che pagava a Pino Mauro, vedete un po'? Io pagavo a te, Pino. Pensaci bene, secondo me mi devi ridare tutti i soldi indietro. Auguri Carmine Colombiano di San Marzano sul Sarno e viva New York. Grazie e viva New York, viva New York, perché New York è troppo bella. Ancora saluti da Palermo, auguri da Milano, Giancarlo Grazie. Nastro. Comunque grazie a tutti quanti voi che siete a tutta parte del mondo, che mi volete bene. Ne sono tantissimi, tanti, e non smettono fortunatamente i commenti e i saluti. Ma quanto tempo è che stiamo non lo so, Non sai ma quanto tempo è che stiamo penso da un bel po', abbiamo iniziato alle 6. mo che ore sono? Ma non so, c'è un orologio? A caso è 7, Ui, siamo da un'ora in diretta. Un'ora? Siamo da un'ora in diretta. No, secondo me dobbiamo smettere, dai. O no? Vabbè, allora diamo un saluto generale. Ci sta ancora un sacco di Ci sono tantissimi messaggi, perché lo aspettavano in tanti questa cosa. Cioè ci sono tutti questi cose. Sì, ci sono tantissimi messaggi di auguri. Queste palline che stanno Sì, sotto, tutte le palline mi piace, ma Eh. ce ne sono tantissimi. Sabato, ma fa che mi stai prendendo in giro? Non ti sto prendendo in giro. Oh, Madonna viva.
Ciccio Ribelle, tanti auguri maestro Trevi. Grazie Ciccio. Ciao da Salvatore di Avellino. Salvatore di Avellino. Salvatore Gaglione si chiama. Gaglione. Comunque grazie. Auguri da Bari, auguri maestro da Bari. Grazie Bari, grazie a tutti gli amici. Poi Antonietta Sorrentino, indifferentemente con un cuore vicino. Grazie Antonietta. Mamma mia, quanti saluti. Guardate che è difficile, veramente difficile. Buona vita maestro, Amaronna ti accompagna. Che sto dice o cardinale se? Sì, Crescenzi sì. Crescenzi se. Nicola Lettieri. Io vorrei mandare anche un salutone a tutti quelli là che stanno nella chiesa del Carmine, in particolare a Francesco Sorrentino, che dice la messa ogni mercoledì, che lo bacia a cuore, è proprio una Pasqua. Se sei in ascolto, Francesco, ti prego, mandami un messaggio, ti voglio bene a te e a tutti quanti che state nella chiesa del Carmine e fate tutte queste belle cose, anzitutto per i poveri. Ci sta una mensa al Carmine che praticamente ogni giorno danno a mangiare quasi a 100 persone. 100 persone. Ben venga tutte queste grandi opere di carità. Comunque, anche se non stai in ascolto, un bacione forte forte a te, Francesco. Io ti chiamo padre Francesco, come ti chiamano tutti quanti. Va bene? Un bacio forte a te e a tutti quanti. Salvatore Pollio, saluti e auguri da Reggio Emilia. Grazie. Augurissimi da New York. Anna Garofalo. Grazie Anna. Auguri da tua cugina Concetta, figlia di zio Edoardo e zia Carmela da Venezia. È arrivato pure Venezia. Benissimo. Senti, siamo stati stamattina al cimitero, ho incontrato la zia Rosariella. Sarebbe la sorella di mia madre, l'ultima sorella di mia madre, Rosariella. Che quella ha avuto 14 figli, tutti viventi. Mamma mia, che bellezza. Allora, vediamo un po'. Salvio Mucci, caro maestro, ma è vero che la canzone Tu sei una cosa grande è stata dedicata a te? Vabbè. Tu sei una cosa grande, ha una bella storia, figlio mio, perché nel 1964 facemmo il Festival di Napoli, che c'era anche Domenico Modugno, che cantava questa canzone assieme a Ornella Manoni, che hanno poi preso il primo posto. E io cantavo una canzone che si chiamava Mi parla di te. E praticamente non sono andati in finale. Insieme a Robertino. Non sono andate né in finale né in semifinale, cioè mi hanno buttato fuori, badamam. E allora stavamo mangiando giù dalla Saderese, ci stava anche Domenico Modugno, Nella Manore, Robertino, tutti cantanti assieme a Giuseppe Anevede, eccetera. E allora, sa, io facevo un po' gli occhi lucidi, dico, una bella canzone come questa, non l'hanno capita, eccetera. E Modugno disse vicino a me, disse, non ti preoccupare, noi abbiamo vinto perché una bella canzone è mia, però la tua farà un sacco di rumore, venderai un sacco di dischi. E come infatti mi parlano di te, per chi sa la storia della canzone dei Festival di Napoli, è stata una canzone che mi ha dato molta soddisfazione e ho venduto veramente un mare di dischi all'epoca. All'epoca si vendevano i dischi assai, perché si rompevano facilmente. E la gente correva una volta a comprare, perché dicevano no, non posso stare senza questa canzone. E andavano a comprare questi dischi, che mi ricordo che un disco costava 620 lire. Negli anni 60. Luigi Gadalatela, spero di averlo letto bene, saluti dall'Australia. Wow, pure l'Australia. È arrivato pure l'Australia. Un altro saluto dall'Australia, però il nome, abbiate pazienza, non lo riesco a capire. Comunque un bacione forte, forte, forte. E so che lì veramente state benissimo, perché l'Australia dice che è ancora vergine, come per quanto riguarda il business. È vero? Raffaele Luchiari, ma a me non mi leggi mai? No, in questo momento stiamo leggendo. Vi ripeto, è un po' difficile leggere tutti i commenti perché ne sono tantissimi. Mario Pianella, auguri da Modena. Antonio Frungillo, auguri maestro da Napoli Centro.
Grazie, Evelina Gigante, augurissimi da parte nostra dalla Calabria. grazie veramente di cuore. Vediamo un po', vediamo un po'. L'Australia ti ama, Mario. Oh, grazie, grazie. Sai che io non sono mai stato a cantare in Australia? Mai, mai. Perciò vedete un po' se possiamo fare qualche spettacolo lì in Australia. Sarebbe molto bello, no? Mi manca quello e la Russia. E poi ho fatto tutto. Nello Palumba Maestro, il Signore deve proteggervi sempre perché la vera Napoli ha bisogno ancora di voi. Grazie, grazie, che il Signore ci ascolti, però. Saluti da Tokyo. Ma tu che dici? Non lo so, io leggo quello che scrivono, poi se ci sono i simpaticoni, non lo so. Salvatore, ma fa che praticamente per la gente dice che tu stai dicendo le sciocchezze. Questo rimane tutto scritto, quindi Va bene. grazie a Santo Spirito, sarei ore ed ore ad ascoltare la sua voce, maestro. Grazie. Vediamo un Cioè, po'. anche da Tokyo. Da Tokyo. Da Tokyo, l'Australia, Sì, New York, la stiamo Germania. facendo un giro mondo. Oh mio Dio, che bello. Sossio Mormile, un saluto da Melito, augurissimi maestro Alfonso Donnarumma. Sì, Eh, Meriti, il mio paese, il mio paese. Vi devo raccontare un'altra storiella che è molto bella. E allora c'era un cantante napoletano che quando andava a cantare, diciamo, in America, in Germania, eccetera, e dicevano, ma lei di dov'è? È napoletano? Lui diceva sì, invece non era napoletano, era della provincia. E si vergognava di dire che lui era della provincia perché, sai, il suo paese aveva un nome un po' particolare. Allora quando andavo a cantare io, dal palco io dicevo, io non sono napoletano, io sono della provincia di Napoli, sono di un paese chiamato Melito. Eh? E allora un signore mi disse, ma perché tu dici che sei della provincia e non dici che sei napoletano? No, Cetti, io devo dire che sono di Melito perché il mio paese, negli anni 60, non era conosciuto, non ci stava nemmeno sulla carta geografica. E io ho voluto diffondere questo mio paese, Melito, 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 per tutte le parti che io sono andato a cantare. Come infatti ci sta anche un altro Melito, però è della Calabria, se non vado no, errato. Melito a Genova, Melito dei No, Mille. no, 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 quello è quarto dei Mille, perdono. Melito Abbiamo pigliato un altro paese. ci sta un Melito che se non vado errato appartiene alla Calabria. E poi ci sta Melitello che sarebbe il paese di Pippo Baudo. Che se io avessi il piacere in questo momento che Pippo Baudo per caso stesse guardando Facebook, Pippo, ma stai facendo questa domenica in? Ma perché non mi chiama pure a me una volta, cantiamo 4 canzoni e ce ne creiamo una poca? Traduco. Pippo, perché non chiami anche a me che stai facendo questa Napoli, la domenica in? Facciamo 4 canzoni insieme, no? Canzoni napoletane. Ci divertiamo noi e facciamo divertire alla gente. Sì, Sarebbe una bella pensata, no? speriamo che Il arrivi. puzzo. Mick Rich, auguroni maestro. Auguri tuo cugino Filippo da Faenza, figlio di zia Birittina. Sì, signore, sì, signore. Quello un bacione forte forte. A zia Birittina, a tua mamma l'ho visto, ma mi sembra quasi un anno fa, nella zona di Mianola, che andava alla posta. Te 90 anni tua mamma adesso. Un bacione, zia Birittina. Salvatore Diezio, auguri da tutti noi di Maddaloni. Grazie Maddaloni. Maddaloni, io figura andavo a tagliarmi i capelli lì, da un barbiere che si chiamava Salvatore, si va a chiesa. Pippo Parisi, Melito e Reggio Calabria. Ok, ci fa sapere a Reggio Sì, Calabria. a Reggio Calabria, Melito. Ci sta un Melito a Reggio Calabria, nella zona di Reggio Calabria. Natale Grandente, Mario, quarto ti ama, tu sei una cosa grande. Grazie quarto. Mamma mia, quanti ne sono. Però tra poco c'è mai a mangiare la torta. Perché Se no si arrabbiano quelli là. Ciro Duello, cosa mangi e bevi per essere sempre fresco e tosto? Mi metto nel frigo la sera e la mattina
riesco dal frigo, mi faccio una doccia calda e si sciolgono un'altra volta tutte le lappe, le lacche. Che vuoi? Quelle che vuole il Signore, io sto qua. E poi ricordati una cosa, che chi sorride viva un giorno in più in un anno, non tutti i giorni, hai capito? Cioè ogni anno guadagna un giorno. Pensi, mo io ho 75 anni, ho recuperato 75 giorni. Per sorridere mi dà in regalo il Padre Eterno un giorno all'anno. Dopo che 75 giorni di riserva. Salvatore di Vico, auguri maestro della canzone napoletana, Salvatore da Firenze. Grazie. Senti, volevo mandare pure un saluto a Cafone, che poi lui dice sono Cafone, ma quale Cafone? Tu sei o Cafone numero 2, perché o Cafone numero 1 sono io. E questo nome a me me l'ha messo Giuseppe Aneviti, il più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi. Figura di caro Cafone, che sarebbe Oscar Di Maio. Oscar Di Maio. Giuseppe Anepeta venne a Napoli quando si fece il festival Anepeta e Ciro Angelini. Io cercando Giuseppe Anepeta perché doveva dare la mano a questo grande maestro che era Anepeta. Dice, vicino a Giuseppe Anepeta, tu sei molto ma molto più forte di me musicalmente. E io guardavo così. E Giuseppe Anepeta a me mi mettette un Cafone. Tu ti sei appropriato del Cafone, di te sta fa ti dovrei denunciare. Va bene, ma ti perdono mai. Un saluto ad Oscar. Peppiniello Russo, buonasera maestro, tantissimi auguri, miei saluti da Lecce e da tutto il Salento. Il signor Russo gestisce un gruppo dedicato a te. Oh, E ogni giorno inserisce del materiale e io collaboro anche un pochino oh, con questo gruppo. grazie. E mi fa tanto piacere di Grazie questa cosa. veramente, questa è una bella cosa, vedi? Mi fa molto piacere. Anzi, dai un abbraccio forte, forte, forte a tutti quanti. Di vero cuore. Giacomo Tummiliello dalla Germania, augurissimi. Grazie, grazie. Ciccio Ribelle, stasera anch'io mangio la torta, mia moglie compie 41 anni. Anche lei è nato il 2 novembre. Hai capito? Sai chi altro è nato il 2 novembre? Gigi Proietti, Lo so. però con un annetto di Tiene differenza. qualcosa di più. No, un anno. Salvatore Non lo dice Caccavallo. perché Babbo. se tu dici che te ne un anno in più, quello dimostra che te ne 10 anni in più a me, capisci? Allora se voglio pensare che io mi sono fatto, da gente dice la maschera, ma come si dice? O lifting. No, ma poi il pubblico sa, quindi... va bene, i saluti continuano, stiamo già da un bel po' in diretta, penso sia arrivato il momento... Io porto le 7:20. Le mise l'ora legale, l'ora solare, Ci sta l'ora solare. e allora siamo da un'ora e 20 in diretta. Vediamo. Sono le 7:20. Sono le 7:20, abbiamo iniziato alle 6. Di meno abbiamo fatto un'ora e mezza di trasmissione. Sì, Se la è volato. Se la facevamo con una televisione privata ci dovevano pagare. Ma siccome che praticamente sono io che devo pagare il pubblico, i miei amici, i miei fraterni amici, grazie veramente di cuore, sono stato veramente contento. Mi avete fatto il più bel regalo della mia vita, logicamente dopo la mia famiglia, ma voglio bene assai. Io ti voglio bene assai e tu non pensi a me, io ti voglio bene assai e tu non pensi a me, invece voi mi pensate, mi volete bene e io vi voglio bene, vi dico tutto quanto così. Ciao, ciao.